alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa si è svolta una nuova puntata della rassegna La Perilibro, in cui cultura e convivialità si incontrano. Questa volta il focus era sul Medio Oriente con il libro Il crollo delle certezze in Medio Oriente 1967-1973. Gli storici Paolo Pozzato e Giorgio Spagnol hanno guidato i presenti attraverso le lezioni di un periodo culturale, dalla guerra dei 6 giorni allo shock del 1973, per offrire strumenti utili e comprendere anche le tensioni attuali nella regione. Israele viene attaccato di sorpresa da Egitto e da Siria. Per la prima volta Israele non si trova pronto a rispondere, viene colto di sorpresa nel giorno dello Yom Kippur, il giorno sacro nel calendario ebraico in cui tutto è bloccato, e nonostante gli insuccessi iniziali riesce a risollevarsi, va bene, e a ricacciare l'avversario. Ecco, quindi ha dimostrato ancora una volta, nonostante una situazione critica, riesce, va bene, a riprendere la forza, va bene, e a imporsi. La situazione nuova è che a distanza di qualche anno ci sarà un accordo di pace almeno tra l'Egitto, che è il maggiore paese arabo, e Israele, e quindi Israele a questo punto, va bene, sa che il suo nemico più forte e più potente, va bene, non è più nemico. Ecco. E cosa sta succedendo adesso? Adesso abbiamo altri problemi per Israele. Abbiamo un problema con la Cisgiordania e con Gaza, dove cerca in Gaza è tabula rasa ormai, tutta distrutta. Vedremo se sorgerà questo resort turistico e che fine faranno soprattutto i Gazawi, i palestinesi abitanti di Gaza, ma è molto preoccupante anche la situazione in Cisgiordania, dove abbiamo 700.000 coloni israeliani. Forse 25 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, si prendeva l'aereo come si prendeva l'autobus. Oggi per prendere l'aereo in alcuni aeroporti devi toglierti le scarpe, devi toglierti la cintura, non puoi portare niente a bordo. Tutto questo lo dobbiamo al Medio Oriente. Tutto questo lo dobbiamo a quello che succede tra Israele e i palestinesi, oltre che gli altri paesi arabi, nel 67 e dopo il 67, il settembre nero della Giordania, e soprattutto, come ricordava prima Giorgio, dopo la sconfitta dell'Egitto, la sensazione che hanno i palestinesi di essere lasciati soli e quindi di doversi arrangiare, di dover obbligare il mondo a intervenire a loro favore, anche con la violenza, e che crea quella situazione esplosiva che abbiamo di fronte ancora oggi, con in più l'aggravante che ricordava prima Giorgio, che oggi le nuove generazioni israeliane non sono le generazioni di quelle guerre, che erano comunque generazioni arrivate in Palestina. Questa è gente nata in Palestina, che si sente più palestinese lei dei palestinesi. Di chi è la colpa? Non penso che sia dei palestinesi, praticamente c'è quella soluzione che poteva essere attuata, almeno per quanto riguarda l'Egitto, per evitare la guerra del Yom Kippur 73, era restituire i territori, va bene, all'Egitto, Gaza e Sinai, va bene, che erano stati sottratti dopo la guerra dei 6 giorni. Ecco. Gli israeliani sono dimostrati duri, dice no, non molliamo niente, e c'è stata la guerra. Quindi questo fatto che Israele vuole sempre aver ragione, la sua posizione è quella che deve essere praticamente prevalente in ogni situazione, e Israele lo fa perché chi è che ha alle spalle Israele? C'ha gli Stati Uniti, quindi è in grado di comportarsi in questo modo perché ha alle spalle gli Stati Uniti. Israele praticamente è l'avamposto in Medio Oriente degli Stati Uniti. Cosa ci aspetta per il futuro? Allora, premessa che lo storico fa già fatica a capire il passato, figurati a prevedere il futuro. Quando lo fa, normalmente prende delle enormi cantonate.
Detto questo, il futuro è veramente un'incognita, nel senso che dipenderà da tanti fattori, prima di tutto, come ricordava prima Giorgio, dalla politica americana, cioè da come gli americani intenderanno impostare il discorso del Medio Oriente, in una situazione in cui questo presidente ci abitua giorno dopo giorno alle sorprese, per cui già all'epoca non era semplicissimo capire la politica americana, oggi diventa quasi impossibile. È chiaro che i leader di Israele oggi non possono prescindere comunque, nonostante tutto, dall'appoggio americano.